Buongiorno a tutti ragazzi, ancora sui giornali, diciamo sulle notizie, ancora questa cosa strana, cioè danno la colpa al reddito di cittadinanza perché la gente non vuole lavorare, i giovani non vogliono lavorare. Cioè lo dicono pure, perché farsi il mazzo per 900 euro se poi questi hanno il reddito di cittadinanza? Cioè io devo lavorare per 900 euro, no? Un mese intero, fare 12 ore al giorno e mi dai 900 euro. Ciao Cristian. Quindi io non so, questi o non stanno bene o stanno gravi. Cioè io devo fare 12 ore di lavoro e tu mi scrivi pure perché farsi il mazzo per 900 euro tutta l'estate quando puoi startene a casa e prendere il reddito di cittadinanza. Ciao, tutto bene? Sì, sì. Cioè, ma è assurdo quasi. Cioè, anche lo dite pure che voi pagate sui 1000 euro, no? Cioè, io vengo 1000 euro, vengo, che ne so, a Bergamo oppure vengo in Riviera Romagnola per 1000 euro. Cioè, ma ci rendiamo conto, no? 12, 13, 14 ore di lavoro. Ma perché non te lo fai tu, caro proprietario del locale? Fatelo tu. Metti i tuoi figli a lavorare lì. Non è che quelli del sud, come voi, ogni volta ci offendete, hanno preso questo famoso reddito di cittadinanza e tante persone non sono volute più venire da voi a lavorare. Ma tu cosa avresti fatto a posto suo? Saresti venuto su a lavorare per 900 euro e questo prende 700 euro qua? Io credo proprio di no. Quindi non dare la colpa a Luigi Di Maio, perché Luigi Di Maio ha fatto una grande cosa. Sai che cosa ha fatto? Ha tolto tante gente, diciamo, di voi da mezzo, perché voi sfruttate le persone. Cioè voi sfruttate le persone. Quindi Luigi Di Maio ha fatto una grandissima cosa. Volete il personale? Dovete pagare. Mettere mano alla taschina. Non fare milioni e milioni e io vengo a lavorare 3 mesi, ritorno qui e faccio di morto di fame un'altra volta e tu ti sei arricchito 3 mesi. Quindi se il lavoro lo vuoi, fatelo tu, perché molti hanno bisogno prima di questo reddito, avevano bisogno e venivano, pure con quella miseria che voi avete dato. Ora i tempi sono cambiati, purtroppo mi dispiace. Quindi se vuoi personale qualificato, metti mano alla tasca, fai contratti regolari e vedi come arrivano da tutte le parti. Quindi non dare solo la colpa a quelli del sud, perché qui a Salerno, a Napoli è pieno di cuochi, aiuto ai cuochi. Alessandro, ma questi danno la colpa, no? Che non vogliono lavorare perché hanno il reddito di cittadinanza, no? Ma tu mi paghi 1000 euro facendo 14 ore di lavoro al giorno. Ma io personalmente, io, anche se io lavoro già, quindi con un'azienda di Torino, ma io farei la fame ma non andrei lì mai. Cioè io sono aiuto cuoco a Torino con un'azienda che lavoro, no? Che facciamo 6 mesi solo, io lavoro solo in effetti 6 mesi, poi 6 mesi sto a casa. Però lì mi pagano 80 euro al giorno vitto e alloggio. E se faccio più ore arrivo anche a 100 euro al giorno. Ma perché questi ragazzi devono prendere 14 ore 30 euro al giorno? Vai a fare il conto a fine mese ha preso 900 euro? Dai. Vabbè, adesso sì, lo so. Vabbè, Matteo, è un'altra cosa, quindi un altro motivo. Però tutti questi hotel, seliti, è stata chiusa per colpa del reddito di cittadinanza. Cioè, perché? La colpa è vostra, voi non volete pagare. Volete dare la colpa a Luigi Di Maio perché ha dato questa, diciamo, questo sussidio, diciamo, a tutti quelli che erano disoccupati, un aiuto economico. E giustamente ora non possono, giustamente chi ha il reddito di cittadinanza non va a lavorare a nero perché dopo viene tolto il reddito, quindi si accontentano di quello che hanno. Come diciamo noi ci arrangiamo. Non è il caso mio, però parecchi amici dicono la stessa cosa qui. Io prendo 700-800 euro perché devo andare a nord a lavorare per 900? Mica gli posso dare torto.
hanno ragione. Io sono stato uno dei pochi fortunati che ha trovato una cosa buona a Torino e quindi lavoro 6 mesi più i 2 mesi diciamo di Natale. Diciamo che 8 mesi io lavoro, quindi in effetti vado bene. Però so 80 euro al giorno, capisci? Vitto, alloggio. Cioè, l'altro invece questi qua vanno per 900 euro, 1000 euro. Cioè 3 mesi, questi scendono 3000 euro, no? Poi metti che esci qualche sera a qualche parte, che ti porti a casa? Nulla. Se mandi i soldi a casa, paghi il pigione qua. Fame per fame, mi sto a casa mia. Il ragionamento non fa una piega. Mi dispiace Alessandro. Però qua stiamo parlando dei ragazzi che non vanno a nord perché adesso percepiscono il reddito di cittadinanza, chi piglia 500, chi 600. Ma giustamente io devo andare a fare 12 ore, 14 ore di lavoro per 900 euro. Ma chi ci andrebbe, ragazzi? Personalmente io pure se non lavoro, se non è il caso mio, ma io se fossi disoccupato e devo andare a nord per 900 euro, se lo possono fare loro. Come si dice qui a nord? Fame per fame mi stunga a casa mia. Quindi i signori del nord, ma non perché voglio offendere il nord, perché purtroppo, meno male, è solo una minoranza di voi. Sì, Massimo, io mi sto a casa. Manda il figlio a portare i piatti a tavola, oppure a lavare i piatti o a cucinare dietro una cucina 14 ore. Ma allora il reddito di cittadinanza, chi sta lavorando deve essere subito tolto da mezzo, io questo non lo metto in dubbio. Già ne hanno preso un sacco e ne prenderanno ancora molti a me mi fa piacere perché devono scegliere, vuoi il reddito di cittadinanza, non devi lavorare. Quindi per parte mia fanno bene i controlli che devono togliere tutti quelli che lavorano a nero, devono togliere il reddito di cittadinanza, fanno benissimo. Se no vanno all'Inps, consegnano la scheda e dice io vado a lavorare. Ecco qua. Invece no, vogliono lavorare a nero e vogliono tenere il reddito. E non va bene. Per parte mia fa bene la questura, i carabinieri che fanno i controlli e vanno bene. Quindi volete il reddito? State a casa. Poi vi chiameranno per lavorare cose. Però anche andare al nord per 900 euro. Sì, questo sì. Quindi diciamo ragazzi che andare al nord per 900 euro, 3 mesi, sono 2700 euro, ragazzi che facciamo? Non è che questi ti danno un anno di lavoro. Sì Alessandro lo so, però per 900 euro capisco che tu ci andresti perché giustamente ti trovi in questa condizione che purtroppo mi dispiace. Però andare da Salerno, che ne so, a Torino a prendere 900 euro al mese, permettimi, sto a Salerno a fare la fame. Tanto che vado a fare 900 euro, io non risolvo nulla, mando i soldi qua per il pigione di casa, qualche bolletta e poi fanno la fame. Quindi non c'entra proprio. Quindi e la cosa che più mi fa arrabbiare è che questi si lamentano che non trovano personale. Però mancano, mettono mano alla taschina, fanno contratti come si deve e tutto ciò. Cioè nemmeno invogliano i ragazzi ad andare lì. Ci sta qui da Salerno è pieno di ragazzi dell'alberghiero, ma è pieno qua. Molti vanno all'alberghiero qua, però vanno alla costiera amalfitana. Sì, allora qua vanno alla costiera amalfitana qui da me, Capri, Ischia, Amalfi, Ravello. Sai quanto pagano Massimo? Pagano 10 euro l'ora, fanno 8 ore, prendono 80 euro al giorno. Cioè io devo andare in Riviera Romagnola per prendere 900 euro, 30 euro al giorno, dai. Quando poi a Capri, Ischia e tutte queste località qui del sud pagano 10 euro l'ora. Ma dai, ma non esiste. Peccato che qui le strutture sono poche, quindi diciamo non ce n'è per tutti perché siamo in tanti, quindi quei pochi che già lavorano lì, giustamente chi li toglie da lì. Però qui diciamo in Costiera Amalfitana pagano 10 euro a ora, quindi fai 8 ore sono 80 euro. Vai su a nord,
fai 10 ore, 12 ore e ti danno 30 euro. Ragazzi, ma è normale. Cioè, allora sto io che 900 euro, 1000 euro al mese. Cioè, io stamattina ho letto un articolo, per 900 euro preferiscono prendere 700 euro di cittadinanza ma non 900 euro lavorando. Questa è una cosa proprio pazzesca, assurda, cioè, ma io che devo leggere? Cioè, Massimo, Daniele, ma è normale. Quello prende 700 euro per il reddito di cittadinanza, viene a fare 14 ore di lavoro al giorno per 900. E dai, ma chi ci andrebbe? 700 euro senza fare nulla, che poi ti possono chiamare, prendere un posto dopo, comunque cercheranno di metterti a lavorare, di inserirti nel mondo del lavoro. Io aspetto che mi sistemano, diciamo che mi mandano a lavorare e non che vado a fare 14 ore di lavoro per 900 euro. Cioè, è una cosa pazzesca. Allora, avete gli hotel, avete i lidi, come dite voi. Chiudete, chiudete, siccome voi non volete pagare, chiudete gli hotel e chiudete tutto. È strano, Alessandro, tu sei invalido al 100%, non hanno dato l'accompagnamento. Prova a rifare la domanda. Come regola la dovrebbe dare, credo, ma non ne capisco tanto di queste cose. Però sentite queste cose che i giovani non vogliono lavorare per 900 euro al mese perché prendono e danno la colpa a Luigi Di Maio, dai. Ma è una cosa proprio assurda proprio. Quello Luigi Di Maio l'ha detto chiaro e tondo, io faccio questa legge proprio perché devono imparare a pagare i ragazzi bene e non a schiavizzarli. L'ha detto benissimamente, non è che lui l'ha detto già che questa cosa è stata fatta per questo motivo. Tu vuoi assumere una persona, devi pagarlo bene. Tu lo sai che viene allora, ti faccio l'esempio, a me l'azienda di Torino quando mi chiama, no? Mi dice ci sono 3 mesi di lavoro, ci sono 80 euro al giorno, giustamente perché siccome stai in trasferta, allora ti diamo anche vitto alloggio perché siamo noi che ti abbiamo chiamato da fuori. Io siccome sono aiuto cuoco, salumiere, faccio tutto ragazzi, quindi posso stare in cucina, posso stare a fare salumi e formaggi, posso stare in macelleria, diciamo che ringraziando Dio mi sono imparato quasi tutti i mestieri a livello alimentare. Ho l'HCCP, sono diciamo qualificato e tutto, quindi quando mi chiamano mi pagano bene. Però loro sanno che se io devo fare, che ne so, si deve cucinare, io cucino. Se si deve fare un banco dei panini, non è un problema. Se devo fare un banco di salume e formaggi, non è un problema. Cioè la ditta è come se io fossi un jolly, dove mi mette, io non ho problemi. Possiamo fare il pane, la pizza, che cosa voglio? Io so fare tutti ragazzi. Quindi quando vado al nord a Torino io vengo pagato benissimo. Non mi posso lamentare, quindi io personalmente non mi lamento. Sono stato in Finlandia, in Norvegia a fare le pizze, a fare il pane, a vendere di tutto. Però mi pagano bene, quindi anche se faccio 10 ore di lavoro a 80 euro al giorno più vitto e alloggio e diciamo ragazzi conviene. Poi calcolo che sono 3-4 mesi continui, quindi io quando vengo a casa ragazzi io ho una bella cosa di soldi. Posso stare 3-4 mesi a casa senza fare nulla e poi riparto di nuovo. Sì, Alessa, sì, sì. Quindi proprio dicono cose pazzesche questi. Oramai, sai che cos'è? Che stanno talmente stretti che non trovano personale, che stanno attaccando il Movimento 5 Stelle inutilmente. Perché questa legge è stata fatta proprio contro queste persone. Capisci? L'hanno fatto proprio contro di loro, perché sfruttavano la gente. Ci faccio un esempio, ragazzi, no? Andiamo a prendere i campi, no? Diciamo a prendere i pomodori, le patate. Tu immagini in una serra, no? Con 60 gradi e ti pagano 3-4 euro all'ora. Ve la potete fare voi. Io ci vado pure a farlo. Mi dai 10 euro all'ora e io sto pure 8 ore là sotto a prenderti i pomodori, le patate.
però mi devi dare 10 euro all'ora, perché là sotto io a morire ci sto pure, ma voglio vedere Dio denaro, voglio i soldi. Per 3 euro, oramai, ma senza offesa perché lo dico, neanche i neri vanno, ma non perché i neri, gli altri neri andavano prima, ora neanche loro più vanno. Io avevo amici rumeni che andavano, amici stranieri che andavano, si sono imparati pure loro. Vuoi, devi pagare. Sì, neanche più loro vanno, Massimo. Anche loro hanno chiuso con queste qui a Salerno, neanche loro vanno. Cioè 3 euro l'ora, 10-30 euro, ma che scherziamo? Sai cosa hanno detto gli africani? Vallo a fare tu, a cogliere tu i pomodori. Cioè, quindi per farvi capire che pure i rumeni, gli africani, prima davano una colpa che toglievano il lavoro a noi perché loro andavano per più poco. Posso garantirvi perlomeno che a Salerno neanche più loro ci vanno. Loro vogliono essere pagati come gli italiani. Io ad esempio a Torino ci sono sempre, quindi molti amici che stanno a spasso, se non hanno quello che... Sì, se non gli dai quello che gli tocca non vanno proprio a lavorare. Sì, hanno finito pure con loro perché si sono imparati, vogliono pure loro. Devo vedere, adesso non lo so perché stavo vedendo questi articoli strani di questa gente che si lamentava. Ho detto no, lo devo fare perché mi devo sfogare proprio su sta cosa perché è una cosa talmente fastidiosa, guarda che si lamentano perché non vogliono pagare e poi dicono che la colpa è del reddito di cittadinanza. Cioè è proprio una cosa assurda, proprio il contrario proprio. Cioè io devo venire 900 euro 30 giorni, 12-13 ore e non avere il reddito di cittadinanza 700 euro. Ma chi c'è dritto? Solo un pazzo va là. Io avevo un sacco di amici a Reggio Emilia, sono tornati tutti quanti a Salerno. Avevo un sacco di amici che stavano a Reggio Emilia, ma sono tutti tornati a casa. No, però guarda, perlomeno qua a Salerno anche gli africani si sono rifiutati di andare a cogliere i pomodori, la frutta, si sono rifiutati, cioè vogliono pure andarci loro, ma fanno lo stesso ragionamento noi, cioè vogliono essere pagati, cioè stare sotto una serra, ragazzi, con questo calore, là si muore. Quindi metti mano alla sacca, mi dai 10 euro all'ora, io mi sto pure 10 ore. Mi dai 100 euro al giorno, e io vengo, qual è il problema? Io posso andare pure ore. Basta che mi dice 10 euro al giorno, come ho finito le mie 10 ore pure, mi dai la 100 euro, io domani vengo un'altra volta. Però sempre con contratto, partiamo da questo, non nero. Perché questa persona qui, un mio amico, stava dove stava in Riviera Romagnola e aveva un contratto che lui aveva firmato di 3.000 euro. Sai quando gli davano in mano? 1.000 euro, però il contratto era di 3.000. Ciao, news. Quindi capisci, fanno firmare contratti di 3.000 euro e poi ti pagano 1.000 euro. C'è uno schifo proprio. Allora a sto punto qua, il lavoro, fatevelo voi. Ma anche il personale. E allora, bravo, ha detto bene, si vogliono arricchire sulla nostra pelle. Allora, è pregato il signore dell'hotel oppure dei lidi di mettere il figlio a lavorare. Sì, guarda, ma io ti dico una cosa, io sono stato in Finlandia, grazie. Ti posso assicurare che una ragazza che aveva fatto amicizia diciamo, diciamo, in un centro commerciale di lì, al Prisma, là ci sta il Prisma come diciamo centro commerciale, che poi è un supermercato grande. Prende una cassiera, cioè una che sta dietro al banco, prende 4.000 euro. È vero che gli stipendi finlandesi sono i più, sono i più alti, però capisco che la vita è in base al... però 4.000 euro una cassiera. Qua una cassiera invece se ti danno 500-600 euro è tutto il mondo. Cioè io conosco supermercati qua a Salerno che
C'è un mio amico che va alle 8 di mattina fino alle 10 di sera per 1000 euro. Guarda, lì si guadagna un sacco, ti posso garantire che prendono 7-8 mila euro al mese, qualcuno che ha tipo ragioniere, queste cose qui. L'unica cosa lì per assumerti devi imparare il suomi, che sarebbe il finlandese in effetti, una lingua molto difficile. Diciamo che è tosta, ragazzi, come lingua. Noi ci siamo imparati tipo assaggia, queste cose qua. Già assaggia, prego signora, un assaggio si dice maista. Cioè, è proprio una cosa strana. Maista, maista, cioè significa assaggia, assaggia, cioè cose pazzesche. Quindi è una lingua con molte consonanti, come il polacco. Ad esempio, pure in Polonia ci sta una lingua che è difficile. E ad esempio, se vuoi dire andiamo al magazzino, andiamo in un bar, si dice insieme una ribbe. Cioè, come fai a capire? L'inglese e il francese sono oro per me. Io ho imparato, purtroppo per motivi di lavoro, ho imparato, diciamo, il polacco, il finlandese, il norvegese, lo spagnolo, l'inglese, il francese, ma l'ho imparato diciamo, non per colpa, grazie al lavoro, perché alla fine ho imparato un po' le lingue. Però posso garantirvi che polacco, russo e finlandese è difficilissimo. Quindi queste sono state le tre lingue che abbiamo imparato, diciamo, abbastanza bene, ma proprio sono toste, non si capisce proprio niente. Diciamo, in polacco jeden, swash è 1, 2, 3, quindi pensa un po' come è. Buca significa panino, cioè è un casino ragazzi parlare queste lingue strane. Quando poi in inglese è molto più facile, si dice se vuoi assaggiare signora parmesan, fai 25 1 kg, cioè 25 euro al chilo, cioè ti risulta molto più facile. Invece parlarlo in suomi, che sarebbe il finlandese, è proprio arabo. Quindi ci siamo dovuti imparare perché molte persone vecchietti, diciamo, non parlano in inglese. Bravo, Daniele, sì, sì. Comunque in Finlandia sono gli stipendi più alti del mondo. Poi lì ci sta un'altra cosa bellissima che io, siccome a me piace bere l'acqua frizzante, no? Tu conservi le bottiglie di plastica, le metti nel contenitore che sta nel supermercato e ogni bottiglia di acqua che tu compri ti dà 10 centesimi. Poi, una volta che esce lo scontrino, tu diciamo prendi 10 euro, lo spendi in spesa. Sì, sì, lo spagnolo pure io l'ho imparato, la verità, quindi ho imparato quasi, non tutte le lingue perché sarà esagerato, ma 5-6 sì. Facciamo spagnolo, polacco, finlandese, norvegese, francese, inglese, 6 o 7 più o meno. In Finlandia news lo fanno, guarda, io conservavo sempre le bottiglie per fare poi, diciamo, facevo 7-8 euro e facevo la spesa, voglio, io, quindi pure le birre, ad esempio i miei amici bevevano la birra, a me non piace bere. Ogni, diciamo, lattina di birra che è metallo ti davano, mi pare, 15 centesimi, quindi loro compravano la cassa di birra e poi conservavano in una busta e mettevano lì e poi ricompravano. Quindi in Germania, ragazzi, la stessa cosa. Guardi, in Germania la cosa che più mi ha stupito, ragazzi, la vita costa la metà di qua. E io parlo di marche famose, io ti posso garantire il Kimb, no? Lavazza, caffè che è di marca, eh. La metà di qua, ragazzi, costa. Si sono sposati una messicana. Adesso io invece sto, allora me ne vado a Cuba, allora. Così con 100 euro sto tranquillo io. Allora se vado a Cuba, che a Cuba prendono 30 euro al mese, io con 400-500 euro faccio il signore. Ragazzi, purtroppo, guardate, io sono stato in tutto il mondo. Come si sta in Italia, ragazzi, non si sta da un'altra parte. È vero, forse
staremo meglio lì, però ragazzi, io sono stato, credetemi, è brutto stare fuori. Lo so che si può vivere meglio fuori, però ragazzi, io quando stavo fuori mi sentivo perso, la verità. Come si dice, pareva 1000 anni che tornavo a casa, quindi cercavo che terminasse quando ho fatto la Finlandia 6 mesi, contavo i giorni per tornare a casa, ragazzi. Pensate che quando sono sceso in Germania ho fatto ti giuro, col camion su una sola andata fino in Trentino Alto Adige. Quando sono arrivato al confine che ho visto Italia, mi sono fermato e mi sono messo a dormire perché ho detto sono entrato in Italia. No ragazzi, guardate, sono stato in tutta Europa, vi giuro, l'Italia, voglio e l'Italia. Non ce n'è per nessuno. Ho girato mezzo mondo, vi posso garantire, come state qua non starete mai da nessuna parte. Stanno più organizzati di noi, tutto quello che volete ragazzi. Ma l'Italia, voglio e l'Italia. Staranno più avanti di noi in tutto e per tutto, non si mette in dubbio. Lo so, grazie, lo so. Ci hanno ridotto alla fame, questo sì. Però ragazzi, fuori non si sta bene. Perlomeno, ma non a livello di soldi e cose, non si sta bene. No, Adriano, no, no. È una che ho cancellato secondo me almeno 20-30 volte, quindi non so neanche chi sia, la verità. Ogni volta fa domande strane e la cancello, quindi non lo so. Quindi ragazzi vi auguro un buon pomeriggio. Abbiamo fatto due chiacchiere, grazie a tutti per il tempo perso che abbiamo fatto questo discorso. Vi auguro un buon pomeriggio, penso che già avete parlato, avete mangiato, ma non la pensare, cancellala. Ciao Massimo, buon pomeriggio a tutti. Ragazzi, e ci sentiamo più tardi, semmai vedo un po' qualche altra notizia un po' più particolare. Voglio vedere quello del vulcano. Ciao a tutti e buon pomeriggio, ragazzi. Ciao Massimo. Bravo, grazie, una cicetta, bravo.